Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare nuovamente del nostro tema del giorno. Oggi, come avete visto già durante la prima intervista, parliamo di scuola, di ciò che è stata l'istruzione per molti ragazzi in questi ultimi mesi e di ciò che sarà in futuro. Quest'ultimo anno, segnato dalla pandemia di Covid-19, ha costretto infatti il mondo scolastico a riorganizzarsi in modi nuovi con la cosiddetta didattica a distanza, che di certo abbiamo visto non sempre è stata funzionale. Dal 26 aprile, con l'ultimo decreto varato dal governo, si va verso però la riapertura. Per le regioni in fascia gialla, come sarà il Veneto, la didattica in presenza potrà riprendere da un minimo del 70% fino a un massimo del 100% e forse si riuscirà a tornare gradualmente alla normalità. Ma allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Laura Donà, dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, Benvenuti. Mi dica allora, se dunque, posso riuscire a rispondere. assolutamente. Allora, innanzitutto partirei dalle riaperture. Cosa dobbiamo aspettarci in Veneto e a Verona da lunedì, soprattutto sul fronte della percentuale dei ragazzi in presenza? Allora, dal Veneto in generale e direi da Verona in particolare abbiamo appena terminato di incontrare con il direttore generale, la dottoressa Carmela Palumbo, tutti i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto. Proprio abbiamo smesso la call poco fa. Allora, in Veneto avremo la percentuale del 70%, sostanzialmente da lunedì, che sarà garantita in tutte le province del Veneto e anche a Verona. I dirigenti scolastici sono in attesa dei verbali dei prefetti perché ieri è stata una giornata intensissima in quanto il direttore generale ha potuto incontrare i diversi prefetti dei diversi tavoli nelle varie province proprio per vedere di poter garantire la riapertura al 70% con la norma che è rimasta invariata del mantenimento al 50% degli assembramenti negli autobus e nei mezzi pubblici. Quindi tutto sommato diciamo che l'indicazione che verrà data anche con una sua nota che potrà essere emessa nel pomeriggio o entro domani mattina di concerto con la regione sarà quella di facilitare la presenza al 100% delle classi prime e delle classi quinte, perché nel conteggio complessivo degli studenti delle nostre scuole, portando in presenza le prime e le quinte, arriviamo esattamente al 70% richiesto diciamo, dalle norme attualmente vigenti, perché ricordo che il decreto legge 52 è uscito stanotte, il 22 aprile, quindi Certo. stiamo lavorando come tutto l'anno, oggi per oggi. Certo, sì, effettivamente le tempistiche sono sempre state molto strette. Ecco, invece sul fronte della DAD ci sono state ovviamente in questo anno e mezzo praticamente tante difficoltà, tante polemiche. Abbiamo visto addirittura il caso della studentessa bendata qui a Verona, ma i problemi spesso non erano legati né agli studenti né ai docenti, insomma. Ecco, quali sono le criticità che avete riscontrato, che vi sono state segnalate in questo anno? Allora, è una domanda enorme questa che mi fa, però diciamo due parole veloci. Sì. Sicuramente la dimensione più provata, diciamo, è quella delle relazioni, cioè noi sappiamo che l'apprendimento per essere significativo si basa anche sul rapporto tra pari, no? La classe cosiddetta serve anche per mutuo aiuto tra i ragazzi e le ragazze, mentre tutto sommato una lezione, se vogliamo, di tipo tradizionale o anche una lezione dove c'è il docente che fa la regia può essere svolta anche in DAD. Abbiamo anche imparato con le piattaforme che possiamo anche fare lavori di gruppo agli studenti, quindi in realtà lo strumento della DAD non è uno strumento da aborrire, è uno strumento che può avere anche delle sue valenze positive, certamente non in modo esclusivo, questo è ovvio, ma soprattutto non ci facilita la relazione in presenza tra alunni. Quindi credo che queste sono le segnalazioni che abbiamo avuto più di maggiore difficoltà. Non a caso i cosiddetti disabili BES, DSA, abbiamo una norma che li tutela garantendo il più possibile la presenza, proprio perché in presenza vengono mantenute delle minime relazioni sociali con i
compagni, con un piccolo gruppo di compagni e con i docenti, che sono considerate ovviamente un valore maggiore. Poi la didattica digitale integrata e la didattica a distanza ha posto anche in evidenza in maniera macro quelle che possono essere, no, le attenzioni a fare in modo che ogni studente produca il suo esito di apprendimento, quindi di fronte a un'interrogazione, a una prova, senza sorreggersi da aiutini vari, insomma, no? E qui apriamo un altro fronte molto importante, che è quello di lavorare perché un alunno, perché sia un buon e un bravo adulto di domani, sia responsabile di sé. Cioè noi diciamo sempre, farsi aiutare significa affittare la testa. Allora, tu vuoi farti affittare la testa? Affittatela. Qualche volta succede che nella vita chi fa questa operazione ha anche successo, magari non a scuola, devo dire. Può essere che ce l'abbia un successo, ma è sempre un successo parziale, perché la testa affittata, noi diciamo, è sempre una delega ad altri di un tuo pensiero. Non so se Sì, sì, ho sì. risposto. È stata chiarissima. Ecco, sempre per quanto riguarda la DAD, ecco, crede che in qualche modo abbia influito sull'abbandono scolastico che si è registrato in questi mesi, soprattutto in Veneto? Beh, devo dire che a proposito di abbandono scolastico, noi insieme a Trento siamo la regione con il minor tasso di dispersione scolastica. Abbiamo ricevuto dall'Invalsi un recente dato molto interessante sulla dispersione esplicita, cioè quella conosciuta, e quella implicita legata alla motivazione e allo studio, che è quella che è stata più compromessa con la DAD, diciamo, e la nostra regione è quella che ha il tasso di dispersione più basso di tutta Italia, quindi di questo siamo anche contenti. Le posso anticipare che come servizio ispettivo del Veneto, su indicazione del direttore generale, stiamo facendo una rilevazione sui tassi di ripetenza e faremo a metà maggio un incontro con tutti i dirigenti per riflettere su come accompagnare gli studenti che avranno il successo scolastico in relazione a quest'anno dove non c'è tutti i promossi, insomma, proprio per accompagnare quelle situazioni che potrebbero aver avuto svantaggio dalla situazione di emergenza epidemiologica. Quindi è un tema molto importante questo, sul Assolutamente. quale sia la Regione del Veneto sia il Recovery Plan interverranno. Bene, bene. Ecco, un'ultima domanda, riassume un po' tutto quello che abbiamo detto, insomma. Come crede ne uscirà la scuola italiana, la scuola veneta da questo anno e qualche mese, insomma, di emergenza sanitaria? Allora, intanto la scuola italiana è una domanda molto macro, perché noi quando parliamo di scuola ci teniamo a dire parliamo di scuole, perché sempre di più abbiamo territori diversi anche sulla questione delle presenze e assenze. Abbiamo avuto regioni che hanno tenuto chiuso di più, la nostra è una regione che ha tenuto aperto le scuole, ci tengo a dirlo, molto di più di altre regioni, e le classi, diciamo il grado scolastico degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado è stato quello più penalizzato per evidenti diciamo aspetti legati anche alla loro età, mentre altre regioni hanno tenuto chiuso molto di più, quindi tendiamo a parlare delle diverse scuole e parlerei del Veneto. Certo. Sicuramente questa situazione epidemiologica ha portato una potrei dire uno shurami, no? Cioè quindi un trauma generalizzato su tanti settori, anche sul settore della scuola. Forse il settore della scuola ha anche tenuto attraverso la DAD, cioè dobbiamo dire alla DAD tanto vituperata, meno male che c'era, perché siamo riusciti con la DAD ad arrivare comunque alle singole classi. Ricordo che nel dopoguerra noi avevamo per un periodo la scuola Elettra o la TV che si sostituiva all'alfabetizzazione di massa, quindi non è nuova la questione di basarsi sulle tecnologie, quelle a disposizione di una comunità
quando ci sono situazioni di emergenza. Quindi la DAD paradossalmente ci ha aiutato a non far perdere il filo, diciamo, del discorso. Su quanta perdita possiamo aver subito in una logica economica e stiamo adesso facendo i conti, ma siamo abituati a fare i conti guardando i dati. Ecco perché le stavo dicendo, stiamo cercando di analizzare i dati, perché parlare senza dati diventiamo i soliti che nei talk show parlano, ma poi alla fine non affrontano i fenomeni per come sono. Ecco, Certo. tant'è vero che le dico, al momento il Veneto è la regione che ha il tasso di dispersione meno alta, pur sapendo che abbiamo una fascia di studenti che sono stati colpiti, se posso dire, dalla motivazione ad apprendere, ed è su questi che vogliamo investire ovviamente per recuperarli nel nostro percorso. Assolutamente. Chiaro? Noi professoressa la ringraziamo per averci fornito questa fotografia della scuola veneta, insomma è veramente, insomma, speriamo che si possa ritornare a una graduale normalità a partire da lunedì. Insomma, la strada sarà lunga, però insomma questo è il punto di inizio, il principio. Quindi noi la ringraziamo, grazie e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi e buon lavoro. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora alle 13:15 con la nostra terza e ultima intervista per questo tema del giorno, insieme alla professoressa Luigina Mortari. Grazie per averci seguito e a tra poco.